Ciao a tutti, eccoci qui a questo nuovo video di acquisti che ho fatto dalla Cina. Questo è il pacco, l'ho aperto per velocizzare il video, visto che sarà abbastanza lungo. Questo è il pacco, ho fatto con il corriere Apps e questo ordine l'ho fatto dalla Cina, da Beats Market, che avevo visto dai video di Silvia Creazioni, e questo negozio è da eBay. Poi vi metterò il link nell'info box. Allora, questo è il pacchettino, questa è la ricevuta, questo è tutto imballato molto bene, vedete, ed è tutto messo in questo grossissimo sacchetto di organza rosso. Apriamo e vi faccio vedere quello che ho acquistato. Allora, prima di tutto in questo negozio c'erano o i prezzi interi o le aste. Io ho fatto parecchie aste, e a parte di queste perline a stella che ho preso in negozio a prezzo intero, e sono 500 e le ho pagate 2,69 € e sono bellissime. Sono 9x9 mm, davvero sono molto belle. Poi ho preso queste in asta, 50 basi per anelli, da 16,7 del diametro, fatte così in argento, sempre con la misura regolabile, e sono 50 e le ho pagate 3,50 €. Queste 50 per 3,50 €. Poi ho preso (200) moschettoni da 10x6 mm. Sono fatti così, c'è il foro per attaccarlo e di qua l'apertura. Si chiamano a timone, moschettoni a timone, e l'ho pagati sempre all'asta 2,49 € e sono 200. Poi ho preso 100 anelli aperti da 16x1,5 mm, che sono belli grossi, così. Adesso. E sono 100 e sono belli grossi, e questi li ho pagati sempre all'asta 1,49 € per 100 anelli. Poi ho preso questi qui, che sono 2000 perle bicono sfaccettate 4x4 mm.
e sono davvero bellissime e piccolissime. E queste qui sempre all'asta le ho pagate 3,49 per 2000 perline. Poi ho preso 400 piedini con testa piatta, quelli classici, 400, e all'asta li ho pagati 1,99 € tutti. Poi ho preso 500 perline da 6 mm, di queste qui che hanno l'effetto gomma, sembra, e sono 500. Le ho prese sempre all'asta e le ho pagate 2,99 € e sono davvero bellissime e coloratissime. Poi ho preso 200 perline craquelé da 6 mm, sempre all'asta, 1,99 €, tutte colorate, davvero bellissime, e sono 200. Sono davvero molto belle. Poi ho preso 100 ciondoli a spirale, queste mi piacciono tantissimo. 100 ciondoli gabbia a spirale 8x9 mm, sempre all'asta, 1,49 €, fatte così. Così. Poi ho preso 20 anelli portachiavi di diametro 25 mm, sempre all'asta, 1,99 €. Così. Sono davvero molto belli, molto resistenti, e questi sono 20 pezzi per 1,99 €. Poi ho preso 200 perle a fiore in acrilico 14x10 mm, sempre all'asta, 1,99 €, e sono 200 pezzi e sono veramente molto belli, tutti colorati. Poi ho preso questa busta di 300 pesi di chiodino a spillo con l'occhiello, 4 cm, all'asta 2,49 €, l'ho pagati, i classici con l'occhiello, e questi sono 300 pezzi. Poi
ho preso questo, che sono 20 misti collane organza con chiusura 43 cm, sempre all'asta, 2,49 e sono marroni, blu, lilla, arancione, nero e basta, mi sa. E sono veramente molto belle e sono 20. Poi ho preso 500 anellini, qua 500 anellini così aperti da 6 per 1 mm, sempre all'asta 1,49 € e sono 500. Poi ho preso 300 pezzi di ciondole a foglia in acrilico 15 x 14 mm, sempre all'asta 1,49 €, tutti colorati, bellissimi, e sono 300 queste. Poi ho preso 6 metri di catena 5,5 x 3,5 mm, sempre all'asta 2,49 €, molto bella. È 6 metri tutta. Poi per ultimo ho preso 500 perle di queste qui con tutte le strisce colorate da 6 mm e sempre all'asta l'ho pagate 2,13 € e queste le desideravo tantissimo perché non l'ho mai trovate in giro e sono davvero molto belle e sono tutte colorate, cioè sia quelle arcobaleno che quelle monocolore, e queste sono 500. E niente, questo è tutto il mio mega ordine. Spero che questo video vi sia piaciuto. Questo negozio io ve lo consiglio. Al prossimo video. Ciao ciao.